Amici bellini, a sorpresa vi dovete iscrivere al canale Telegram proprio prima ancora del video. Vi dovete iscrivere al canale Telegram, se no come si fa? Ha parlato Zielinski. Volevo ampliare questa situazione del centrocampo con un giochino. Cominciamo, dai. Allora, amici carissimi, amiche, tesori, Nadia Giorgino aumenta la presenza femminile sul canale, io ne sono orgogliosissimo, benvenuta, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, benvenuti a tutti i nuovi abbonati che alla spicciolata si stanno abbonando, mi contattano su Telegram e poi io li inserisco nel gruppo Telegram dedicato agli abbonati. Tutto molto bello, tutto molto bene. Lasciate dei like per questo centrocampo importante che, se poi voi andate a vedere le partite e le analisi che facciamo, alla fine molta chiave dei risultati sta nelle prestazioni dei centrocampisti. Per sfizio vorrò fare un po' di paragoni tra centrocampi importanti, quelli del Napoli del passato, altri centrocampi del presente che possono insomma paragonarsi. Però prima vi devo far vedere una cosa che è successa ieri. Vai guys, it's happening. Perché venendo io da dove sto venendo mi viene di parlare in inglese, però sta qua. Un po' di unboxing, ma senza proprio biasimo. Ci andiamo con calma perché che bello. Sono cose mie che però vi potrebbero anche riguardare, senza farci male, senza urlare, e vediamo un pochino di che si tratta, perché potrebbe essere qualcosa che vedi dice fragile, in inglese è uguale, fragile, Virgil van Dijk e Donati, perché potrebbe sta tutto al contrario, ma io posso recuperarla lo stesso perché non è un problema. Guardiamo se è bella come credo che sia. Voi dovete perdonarmi, ma è meravigliosa. Si vede? Fluido.net qua. È spettacolare, e questo pattern che ho deciso richiama anche un po', se vogliamo, il pattern delle magliette dei portieri e della terza maglia del Napoli di quest'anno. La trovate sul fluido.net, credo a prezzo scontato, e vi potete divertire. Poi devo controllare perché cambiano le tasse, aumentano gli stipendi, chiedono gli stipendi quelli che fanno queste cose, quindi aumentano i prezzi di produzione. Devo stare attento che io non ci faccio, veramente non ci faccio un euro, non ci faccio un dollaro. Anzi, mi sono accorto che in qualche video, in qualche acquisto precedente di qualcuno che ha fatto, li ho spesi di tasca mia, perché mi arriva la cosa e poi dopo devo pagare io a loro per la spedizione, eccetera eccetera. Devo controllare. Nel frattempo che controllo, chi se la compra subito, l'extra lo spendo io e voi sapete quello che spendete. Mamma mia, è bellissima. Non che questa non sia bella, perché Messico 86 le trovate tutte e due. Vi potete divertire. Questo è il vecchio logo, è sempre una N Napoli comunque, con gli occhiali che mi ricordo nel fluido.net, e questo era il caffè che ci pigliamo ogni tanto, ma sono molto soddisfatto. Alla vostra, insomma, senza obbligo di acquisto, però divertitevi. Io mi sto divertendo anche con la cosa. Dove sta di là? Perché la devo lavare, eccetera eccetera. Messico 86 su Spotify, eccetera. Allora, ha parlato Zielinski, ovviamente niente di che, non è che sia un'intervista chiave che cambia la storia della comunicazione del Napoli o dei giocatori, ma la cosa che ci fa piacere sapere prima di tutto è come sta, nel senso che l'abbiamo visto uscito acciaccato a fine primo tempo, e ci dice che sta bene, che ha lavorato con il gruppo e che non ha sentito fastidio, quindi questa c'è una cosa importante. Poi questo non significherà necessariamente che partirà da titolare, perché Spalletti potrebbe decidere di inserire Ndombele, di dargli
dargli più minutaggio, di dargli una chance dall'inizio. Si potrebbe dare una chance a Elmas, e vedete, e c'è questa mezza speranza di cominciare a vedere Dem, così da avete sentito questi tre nomi che non vanno chiamati riserve, perché sono Spalletti, Siviglia, Collor, però Ndombele, Dem ed Elmas sono riserve, e quindi qua possiamo parlare di un extra lusso, perché lì c'è un extra lusso. Parliamo però sempre di giocatori in assoluto al massimo della loro forma. Questo è un assunto, il quando, cioè quando vai ad analizzare un giocatore, quando sta benissimo, quando sta così e così. Mi sembra evidente, perché se noi facciamo i paragoni con gli altri centrocampi anche attuali, diciamo ma non c'è un centrocampista più forte di Lobotka al momento. Chissà come fai a paragonarlo, sono imparagonabili. Zielinski in grande forma, è un grande Zielinski, è un giocatore che tutta Italia ci invidia e che tutti i fantallenatori si comprano. Però uno Zielinski in grande forma, perché noi conosciamo anche lo Zielinski che ogni tanto si prende delle pause. Questo discorso lo facevamo anche per Hamsik, se vi ricordate bene. Quante volte abbiamo sentito Hamsik si deve per forza far sostituire, Hamsik sparisce per fasi della gara, Hamsik sparisce per campionati, per momenti del campionato. Quindi il quando è importantissimo. Quando parliamo del quando oggi, di questi tre giocatori qua, che mi piace mettere in sovraimpressione, insomma, questo Anghissà, questo Zielinski e questo Lobotka al momento sembrano tutti insostituibili, perché uniscono, perché le caratteristiche si stanno sposando proprio bene. Anghissà è fisico, salta di testa, fa tutte quei duelli e li vince anche, però non disdegna poi un dribbling, non disdegna ultimamente di andare anche incontro, di andare a riempire l'area. Questa è una novità che ci sta facendo vedere. Il gol Anghissà era un suo punto debole, non ce l'aveva, e invece salta di testa e segna, e invece segna anche di piede, e questa è una cosa importantissima. Vedi il quando. Anghissà che appena arriva noi notiamo delle ottime cose, ma c'è una mancanza di gol. Spalletti ce lo dice e adesso ce lo sta facendo vedere. Su Zielinski noi abbiamo tantissima esperienza, perché lo abbiamo visto. Non dite il fatto, vi prego, lo sento dire da troppi giornalisti così e così, il fatto del ruolo, e finalmente nel suo ruolo, non mi convince, perché basta guardare le partite che ha fatto Zielinski da sottopunta tutto il campionato con Gattuso, doppia cifra di gol e assist, e anche con Spalletti l'anno scorso, quando praticamente il centrocampo era inamovibile, Fabian Anghissà. Zielinski sottopunta è andato benissimo, quindi non dite il fatto che adesso che sta a 10 metri, no, va bene anche lì. Zielinski ci ha dimostrato in alcune partite, non tantissime, che può stare anche più dietro, che può fare anche più regia, ce lo ha detto Spalletti, ce lo disse Gattuso, quindi fidiamoci anche dei tecnici. Zielinski deve stare semplicemente in forma, deve essere mentalizzato, e può essere, questa è una speranza mia, non lo possiamo sapere, che magari la mancanza di alcuni leader che possono essere ingombranti per alcuni tipi di personalità, la mancanza di quei leader faccia prendere consapevolezza a Zielinski e dice: qua io devo fare io un salto di qualità, me li prendo io sulle spalle, e se devo prendermi una responsabilità vado, segno, dribblo, faccio assist, mi butto dentro. Si sta buttando di più dentro. Dopodiché sulla Lobotka io non so più cosa dire, lo lasciamo lì per sempre. Dove sta? Non so come fa. Qua. Lo lasciamo lì per sempre, perché era un meme, perché era un giocatore fuori forma, perché era un giocatore sfiduciato. Se volete dare la colpa a Gattuso, date la colpa a Gattuso. Per me ci sono una serie di fattori psicologici, la famiglia, il momento, fisicamente non stava bene, e qua anche quelle poche volte che ha giocato con Gattuso non era guardabile. Lobotka sbagliava l'impossibile, ricordiamocene le cose. Adesso sembra l'inamovibilità, è assolutamente insostituibile, ti fa tutte e due le fasi, perché è tosto in fase di interdizione, recupera, c'ha sguardo, c'ha fisicità, non lo blocchi, poi c'ha quella velocità nel ripartire quando non vede la soluzione facile del passaggio. Ok, mi metto in proprio, ne salto 3 e poi vediamo, crea la superiorità numerica. Quindi Lobotka veramente ci sta dando non una mano, sta facendo la differenza. Qual è il paragone che scatta subito con il Napoli? Ovviamente quel centrocampo delle meraviglie che con Sarri ci faceva vedere delle bellissime cose. Quindi non ci dimentichiamo quello che è stato anche il passato, è importante. Questi tre centrocampisti qua, Allan, Hamsik e Jorginho, forse nella fase migliore della loro carriera, perché poi se li paragonate adesso, Allan è finito anche lui, penso nel Qatar, eccetera eccetera. Hamsik sta in Turchia, ha vinto. Jorginho
ha vinto con il Chelsea, però forse in questa fase erano proprio al momento migliore della loro carriera. Forse un Hamsik al massimo del suo stato di forma, secondo me è anche superiore a Zielinski. Ricordiamoci quanti gol ha fatto Hamsik, ricordiamoci la classe, ambidestro come Zielinski, sotto questo punto di vista non c'è dubbio. Forse fisicamente anche un po' più alto, con capacità di inserimento senza palla meglio di Zielinski, colpi di testa eccetera eccetera, però Hamsik è un giocatore completo e ha dimostrato anche quella leadership da capitano silenzioso. Adesso si sta dicendo di Di Lorenzo, quindi il capitano silenzioso può andare bene. Quindi se vogliamo paragonare Hamsik al massimo della forma, secondo me è anche superiore a Zielinski. Allan Anghissà, qui io Allan me lo ricordo, era un nostro pupillo. Allan veramente mordeva le caviglie, recuperava tantissimi palloni, non disdegnava qualche gol e qualche inserimento, però fisicamente è più piccolino e quindi non li puoi paragonare. E poi non aveva questo grande dribbling, aveva cambio di gioco, ricordo anche con l'Udinese faceva lanci, era più protagonista, faceva anche lanci da una parte e dall'altra. Però tra Allan e Anghissà io prediligo Anghissà. Per quanto riguarda poi Jorginho Lobotka, in questo momento Lobotka si fa preferire, però Jorginho ha vinto da protagonista anche una Champions League, non ci dimentichiamo. Più che l'interdizione, Jorginho aveva il senso della posizione, sapeva come chiudere le linee di passaggio, si veniva sempre a prendere il pallone, lo fa anche Lobotka. Aveva poi sviluppato un sesto senso con Mertens, con Insigne, con Hamsik, si capivano a memoria. Era merito anche degli schemi ossessivi di Sarri, senza dubbio, però ha continuato la sua ottima carriera anche al Chelsea e quindi in questo momento io al massimo della forma preferisco Lobotka, quindi 2 su 3 sono quelli là che sono in questo momento fortissimi, cioè Lobotka e Anghissà. Poi con Zielinski, ecco, potrebbe crescere in Ndombele e ce lo ritroviamo, potrebbe avere nuova fiducia Elmas e ce lo ritroviamo. Se il Dem dovrà essere bravo a farsi trovare pronto quando dovranno rifiatare Lobotka e Anghissà, questo non c'è dubbio. Però per sfizio come giochino io vi propongo altri centrocampi che non sono male, per esempio un centrocampo del passato che però c'è ancora non proprio, nel senso il centrocampo della Lazio, se voi vedete sono tutti giocatori che tu al fantacalcio te li prendi. Ora lasciate stare Lucas Leiva in mezzo perché adesso abbiamo questo Marcos Antonio, l'ho visto giocare poco, e Cataldi che ha qualità senza dubbio, però se tu pensi alla Milinkovic Savic, molto spesso miglior centrocampista del campionato perché è fisico, perché segna, perché ha colpo di testa, perché ha il tiro, qualche roba di interdizione la farà pure. Milinkovic Savic è quasi un mistero che sia rimasto in Italia e che sia rimasto alla Lazio, fortissimo. Luis Alberto, chiamato il mago non a caso, una classe infinita, assist, gol, insomma veramente un giocatore di grande livello. Anche lui probabilmente, qualche tifoso della Lazio ce lo può confermare, si può prendere qualche pausa e quindi Sarri, vedete, non lo utilizza sempre, c'è sempre un po' di battibecco, però questo centrocampo era di tutto rispetto e adesso lo è ancora. Cambia però il centrale e cambia poi il gioco di Sarri, che è un po' cambiato nel mondo perché non è più quello là di Jorginho eccetera eccetera. Volendo strizzare l'occhio sempre al passato, ovviamente questo centrocampo qua resterà nella storia della Serie A. I primi 3 ovviamente più dell'ultimo, perché Pogba in quello stato di forma, ricordate sempre il quando, non lo so il Pogba di adesso come sta, il Pogba di quel periodo affamato che si voleva imporre sul mondo, Pirlo in quello stato di forma e Vidal ancora prima dell'ultima vecchiaia erano fortissimi ed erano veramente decisivi. Poi c'era Marchisio che insomma si trovava, io non sono mai stato amante di Marchisio, se volete la mia, però era sicuramente una riserva di lusso. E volendo tornare poi ai giorni nostri, un centrocampo che secondo me può dare filo da torcere al nostro è sicuramente quello dell'Inter. Io ho preso solamente i centrocampi a 3, perché poi non avrebbe senso paragonare il centrocampo del Milan che gioca a 2, quello della Roma che gioca a 2, con i 2 trequartisti, è complicato fare i paragoni. Quelli che giocano a 3 ovviamente Brozovic centrale, sempre molto sottovalutato probabilmente, ma Brozovic l'abbiamo visto quando manca cosa succede all'Inter. Barella che alterna grandissime prestazioni con l'Inter a prestazioni così e così con l'Italia, quindi il quando Barella sta bene è un giocatore straordinario. E Calhanoglu, Merlino Calhanoglu, un giocatore che tu a fantacalcio te lo devi prendere sempre, gioca sempre titolare, rigori, calci di punizione, tiri da fuori, grande fantasia, un estro, anche un'intelligenza calcistica che sa dove mettere il pallone, vede passaggi che altri non vedono. Insomma, questi sono centrocampi di grande livello e sono contento di poter dire che il centrocampo del Napoli
in questo momento è a livello di questi che abbiamo descritto, e veramente ci stanno facendo godere ampiamente. Quando si gode non si gode così, ma si gode ampiamente, cioè si gode nella continuità. Continuiamo così. Deve essere bravissimo Spalletti, insisto, come ho detto a inizio stagione, bravissimo Spalletti a capire i momenti di forma. Se abbiamo un Ndombele, se abbiamo Elmas, se abbiamo Demme, devi capire quando non li devi fare esaurire. Questi qua devono stare sempre freschi e brillanti, e lì hai le possibilità di mettere sotto qualsiasi avversario, lo abbiamo dimostrato. Idem per Osimhen, abbiamo Simeone, sfrutta Simeone. Raspadori è cresciuto subito, sfrutta Raspadori. Capisci Lozano Politano chi sta meglio, capisci Mario Rui Oliveira, capisci quando far rifiatare uno dei due centrali. Di Lorenzo, vedi tu cosa vuoi fare. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Il video del centrocampo, spero vi sia piaciuto. Se raggiungiamo parecchi like, 1.000.000, possiamo fare anche sugli altri reparti. Secondo me è divertente sta cosa. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose credi. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.